Netta presa di posizione dei sindaci della comunità collinare del Friuli sul caso del rinvio a giudizio del primo cittadino e del coordinatore della protezione civile di Preone, dopo la morte avvenuta nel luglio 2023 di un volontario durante un'operazione di intervento nel comune Carnico causa il maltempo, colpito da un grosso albero che non gli aveva lasciato scampo. La responsabilità del sindaco e del coordinatore ritenuti alla parità di un datore di lavoro e di un responsabile della sicurezza all'interno di un'azienda, che ha portato alla sospensione immediata dell'attività di protezione civile nell'area di loro competenza, fino a quando non verrà fatta chiarezza con una nuova norma che tuteli e distingua tra lavoro dipendente e volontario. Questa è la decisione con voto unanime emersa nell'assemblea che si è tenuta giovedì 17 aprile nella sede della comunità collinare del Friuli a Colloredo di Montalbano. L'assessore e il presidente si sono dichiarati assolutamente disponibili e stanno anche realmente facendo qualche cosa, quindi noi contiamo molto e sappiamo che dal punto di vista della regione l'appoggio è veramente forte, veramente importante, proprio perché anche i vertici regionali, l'assessore Riccardi insomma conosce molto bene e sa quanto questo territorio, questa regione, questi comuni sono legati e ritengono che la protezione civile sia proprio un qualche cosa di identitario. Senta, visto che siamo in Italia dove tutto è possibile e niente è impossibile, nel caso di risposta negativa da parte di Roma, voi avete già diciamo così, un piano B o un piano C? Ma noi confidiamo nella risposta positiva, anche perché le prime indiscrezioni vanno verso questa direzione, però veramente tutto potrebbe succedere. Siamo pronti a una mobilitazione più forte, più pervasiva, più efficace e a porre in essere iniziative diverse che decideremo quali, ma dobbiamo portare a casa il risultato, costi quello che costi.